Nonostante il vertice si tenga nella più sperduta punta occidentale della Cornovaglia con una presenza di polizia che ha blindato l'area del Carbis Bay Hotel, ma anche reso inavvicinabile l'intera regione, gruppetti di ambientalisti neoglobal sono riusciti a inscenare le prime manifestazioni, più che altro simboliche, come i pupazzoni giapponesi che protestano contro l'eccessivo uso di carbone da parte del governo di Tokyo, o i volti dei leader ritratti sulla sabbia per chiedere liberalizzazione dei brevetti dei vaccini. Attesa comunque per le prime battute di questo G7, impegno già confermato a donare 1 miliardo di dosi di vaccini ai paesi in via di sviluppo, 500 milioni, la metà dunque arriveranno dagli Stati Uniti. Poi le sfide internazionali, soprattutto la concorrenza della Cina, evocata nell'incontro bilaterale di ieri tra Biden e Johnson. La vera sfida globale è con il colosso asiatico, molto più che verso la Russia, con cui l'amministrazione americana cerca rapporti meno conflittuali. Dopo il G7 e il vertice NATO di Bruxelles, Biden infatti vedrà Putin a Ginevra. Ad aprire la prima sessione dei lavori al G7 sarà il presidente del Consiglio Draghi.